Giovanni. Ascoltate e gioite, reverendi ministri di Dio e monaci devoti, illustri paiuli, giurati e catapani, nobili cavalieri e amabili donzelle, cervieri, mercanti e operosi contadini. E voi pure ascoltate, gente di razza saracena o di fede ebraica, pellegrini d'ogni nazione e forestieri d'ogni provenienza. Ascoltate tutti con somma deferenza. Oggi sta per arrivare qui la sovrana maestà del magnano messaggio Federico, per nascita degnissimo per il culto delle insigni case di Svevia ed Altavilla e per volontà di Dio Augusto imperatore di Germania, glorioso re di Sicilia e sacro re di Gerusalemme. Segue la sua nobilissima persona un solenne corteo di prelati piissimi, di dignitari e damigelle d'altro lignaggio, di rinomati poeti e dotti uomini di scienza, di ragguardevoli notabili, di spassosi giullari e zelanti servi. Castro Giovanni si prepara ad accogliere l'augusto sovrano e il suo distintissimo seguito con gli onori più rispettosi e gli omaggi più convenienti. Il suo clero, i suoi giurati, i suoi nobili, il suo popolo tutto lo accoglie con giubilo, con squilli di tromba, rullio di tamburi, suoni di campane. Fiduciosi nella sua benevolenza, attendiamo privilegi e concessioni a merito delle passate prove di leale sudditanza. E mentre che si preparano le rituali sacre liturgie accompagnate da canti di ringraziamento e fumi di incenso, Castro Giovanni mostra di gradire la regale visita approntando in onore del suo generoso sovrano un lauto banchetto ristoratore allietato da musiche e danze. Ma prima che l'augustissimo ospite entri in chiesa a rendere il dovuto omaggio all'onnipotente Dio, il nobile capitano della città si onora di porgergli in atto di sottomissione, obbedienza e fedeltà le chiavi della devota Castro Giovanni.